Mentre andiamo in onda, l'Akragas sta giocando la sua sest'ultima gara di campionato contro un avversario imprevedibile, nell'anticipo sul campo del Matranga di Castellammare del Golfo. Una partita insidiosa che il tecnico biancazzurro Nicolò Terranova giudica tra le più impegnative e combattute di questo difficile campionato d'eccellenza. Senza Baio e Locascio infortunati, Briones influenzati, l'11 da mandare in campo non dovrebbe discostarsi più di tanto rispetto a quello vittorioso visto domenica scorsa contro la Mazzarese. L'argentino Semenzin non è stato tanto bene in queste ultime settimane, ma la sua velocità mette ugualmente in difficoltà le difese avversarie. A Castellammare ci sarà e darà il massimo di se stesso, come ha evidenziato in questa intervista. Non sarà facile perché sappiamo che troviamo una squadra che già nel girone d'andata ci ha dato battaglia e sarà sicuramente una partita dura come sono state queste più di 20 partite che già abbiamo fatto e restano sempre meno partite per la fine del campionato, quindi sarà importante l'approccio alla gara e essere concentrati. L'abbiamo preparata bene questa settimana, siamo carichi e abbiamo voglia di dare continuità a queste 4 vittorie che abbiamo fatto, quindi mi spero una bella gara e spero di portare questi 3 punti a casa. È sicuramente un ottimo momento per l'Akragas che ha vinto le ultime partite e le ha vinte anche bene con grande convinzione dei propri mezzi. Sì, abbiamo trovato quella, come si dice, ci siamo ritrovati noi, abbiamo trovato quel gioco, quella voglia, quella determinazione che avevamo prima, però c'è sempre da migliorare, stiamo lavorando, siamo nella strada giusta, siamo contenti di quello che stiamo facendo, però sempre c'è qualcosa in più che possiamo fare e queste sono le ultime 6 partite dove lo faremo. Ecco, cosa servirà in questo finale di campionato per vincere il campionato e approdare in Serie D? Fame, voglia, determinazione, concentrazione, umiltà. Penso che sono queste le 5 cose che questo gruppo ce l'ha, che questo staff ce l'ha, che la società è fiera e si fida di noi per raggiungere questo obiettivo grande per questa città, per questa piazza e vedremo che succede. Sono fiducioso. È la tua migliore stagione finora da quando giochi a calcio? Sicuramente sì, sicuramente ovviamente sono contento quando sono arrivato ho detto che io volevo solo contribuire alla squadra in qualsiasi modo e penso che finora sto riuscendo, penso che posso fare meglio, sì, come sempre, però sì, sono contento finora della stagione che ho fatto, però mancano ancora 6 partite per tirare le somme. Adesso vediamo cosa riserva questa 25esima giornata di campionato. E questo sabato alle 14:30, ecco, Castellammare Akragas che si sta giocando. Domenica invece alle ore 15 si giocherà Cus Palermo Castelltaccia a porte chiuse, Don Carlo Misilmeri Mazzara, poi Enna Nissa, anche questa gara si giocherà a porte chiuse. Gela Oratorio Marineo, Mazzarese Parma Onfal, Profavara Sciacca, un derby, questo che è stato affidato ad una terna arbitrale tutta palermitana. Infatti l'arbitro sarà Francesco Polizzotto, mentre gli assistenti Giuseppe Di Marco e Roberto Cracchiolo, tutti della sezione di Palermo. Infine Resuttana, San Lorenzo, Leonfortese.